Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì e del lunedì, è il gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, ogni volta rientro ci facciamo l'autopubblicità anche noi. Allora, siamo in una parte, noi rimarremo ancora per un pochettino in questa missione, però l'assessore Lazzarini ovviamente per ovvi motivi, perché davvero sta facendo un lavoro immane, quindi orari davvero indescrivibili, io credo stia sveglia 24 ore, non dico 24 ore su 24, ma quasi, perché dal mattino, come dicevo prima, e tutti i lavori ci lascerà, quindi diciamo le ultime domande per chi ne avesse necessità o bisogno e poi ovviamente congediamo e la ringraziamo l'assessore Lazzarini. Allora cominciamo da Elisabetta Web. Elisabetta, novità per quanto riguarda il web? Allora, ti segnalo che oggi la quotazione del petrolio ha registrato un calo senza precedenti, frutto dello squilibrio tra domanda e offerta, quindi appunto dal crollo di domanda dell'energia. Per farti capire, il petrolio ha avuto un calo di 37,63 dollari al barile il costo. E per farti capire meglio l'entità, per la prima volta nella storia un litro di petrolio varrebbe meno di una bottiglia d'acqua. Ma non mi sembra dei benzinai, Elisabetta, è così tanto per dircela fra di noi. Quando passo i benzinai calano di 10 centesimi, 20 centesimi, ma il prezzo è sempre... Questa è la vabbè che saranno tutte le accise che ogni volta dicono che accise. No, no, una bella notizia, staremo a vedere se poi da domani anche i benzinai diminuiranno il costo della benzina e del gasolio, insomma staremo a vedere. Allora abbiamo la telefonata, chiedo a tutti rapidità perché poi devo congedare l'assessore e poi anche Ferrari se vuole fare veramente qualche domanda all'assessore Lazzarini, anche se mi sembra aver capito ormai loro si parlano tutti i giorni ovviamente per questa problematica. Telefonata, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, sono Sonia, la chiamo da Vedelago, grazie per potermi ascoltare, grazie all'assessore Lazzarini che sicuramente accoglierà la mia domanda, essendo sicuramente un filo diretto con il nostro caro Presidente che ormai andiamo assieme a loro ogni giorno da 2 mesi. E niente, ho già visto un messaggio inerente alla domanda che io volevo fare. Praticamente siamo molto contenti che ci sarà a poco la fase 2, quindi il recupero delle nostre vite al lavoro, però purtroppo non capiamo come fare con i nostri figli, perché io ne ho una, però il problema lo pongo anche per altre mamme che mi parlano e non sanno come gestire la situazione, nessuno tocca l'argomento. È una cosa un po' drammatica, nel senso che i figli hanno ora un'educazione a casa con noi che non siamo né educatori né maestre, quindi potremmo anche lasciarli ai nonni che però, io parlo per quanto mi riguarda, non hanno la competenza per gestire la cosa. Il direttore mi ha già risposto poco fa perché ho visto un messaggio passare nella trasmissione dove diceva che mercoledì tratterà l'argomento. Mercoledì tratteremo questa tematica. Per noi è veramente un problema. Un dramma, ha ragione, mercoledì ne tratteremo con ospiti qui anche con ovviamente via Skype o via Zoom, quindi tratteremo in maniera molto profonda questa tematica che è un tema ovviamente che sta creando dei disagi a diverse famiglie, fra cui la sua, e quindi cercheremo di spiegare, di far spiegare come poter risolvere questo problema. Non so se l'assessore vuole rispondere in merito. Ringrazio la signora che ha chiamato. Sono stata contattata dalla FISM, che quindi è appunto l'associazione delle scuole paritarie, delle scuole materne, degli asili, e ci sentiremo, insomma faremo una videoconferenza questa settimana, perché chiaramente il problema della riapertura pone il problema di come conciliare i tempi di lavoro, e quindi se ormai è per assodato che le scuole non ci saranno più fino a settembre, però i bambini più piccoli in qualche modo devono essere accuditi, no? Quelli che facevano i servizi di infanzia, quindi 0-6, e quindi proveremo a capire se ci sono dei modi per riuscire a dare una risposta alle famiglie, però che ci sia la sicurezza, quindi faremo questo incontro per capire. Ferrari, lei rimane ancora un po' con me, vuole fare una domanda perché poi, però prima di congedare voglio fare vedere un servizio all'assessore Lazzarini. Ha qualche domanda all'assessore Ferrari? Sì, due domande e citazioni. La prima, abbiamo appena completato uno screening di tutto il personale e dei pazienti nell'ambito della rete dell'RSA della Regione.
penso che sia opportuno programmare con tempistiche abbastanza strette una continuità di questo screening, perché è importante mappare e fare una ricognizione e tenere sotto controllo la situazione anche da quel punto di vista. La seconda, qui entro in casa mia, diciamo così, l'assessore sa che noi abbiamo molto spinto per aprire un tavolo di confronto a cadenza settimanale con le strutture regionali, e penso che sia utile, guardate, perché in questo momento qui nessuno ha la bacchetta magica e serve davvero coinvolgere le conoscenze, i punti di vista e le esperienze di tutti. Io penso, assessore, che quel tavolo sia importante e sia utile per tutti, per noi sicuramente, ma penso anche per i decisori politici, e quindi chiedo che venga continuato e sviluppato come una sede di confronto che possa in qualche modo trovare delle soluzioni. Allora, rispondo allora sulla prima domanda. Noi abbiamo già programmato, chiuso il primo giro delle case di riposo, delle strutture per anziani. Comunque noi abbiamo già previsto che ogni 10-15 giorni insomma, si rifaccia, soprattutto tra gli operatori, perché chiaramente gli operatori devono rimanere integri, e quindi come previsto per tutto il personale della sanità, lo stesso trattamento per gli operatori delle strutture per anziani e per le strutture per disabili. Quindi ogni 15-20 giorni con un screening di controllo, in modo da far sì che quelle strutture pulite rimangano più pulite il più possibile, perché questo è la garanzia di tutti. Quindi su questo ci siamo, è un programma che abbiamo già definito e già stilato. Per quanto riguarda gli incontri, sì, sono d'accordo, insomma, e quindi continueremo con questi tavoli, questi incontri, e i prossimi insomma cercherò di essere presente anch'io. Bene, allora Ferrari rimanga lì, perché poi avremo anche Francesco Pagano, che è presidente della Fondazione di Ricerca Biomedica, e quindi per un farmaco, dopo ne parleremo anche sotto un profilo sanitario. Le faccio vedere un servizio prima di concedarla, perché avevamo iniziato nel ragionamento che ovviamente gli anziani vengono un po' messi da parte, perché bisogna dare spazio ai giovani, e però uno, a che età è che è anziano uno? Molto avanti. Cioè, mi dica l'età. Ma dobbiamo dirlo dobbiamo chiederlo allo specialista. A che età è un anziano? Adesso diciamo consideriamo i 75 anni, che è l'età in cui le curve della non autosufficienza tendono ad impennarsi. Fino a 75 siamo giovani. Fino a 75 siamo young old. Io ho assistito a uno spettacolo in una delle residenze dove era Romeo e Giulietta, e Romeo aveva 92 anni e Giulietta credo 91 o 90, quindi insomma non erano ancora anziani. Allora prima di concedere solo faccio vedere meraviglioso. Le faccio vedere il servizio La speranza di vita nei secoli, va bene? Vediamo com'è cambiata l'anzianità dell'uomo. Andiamo a vedere questo servizio. Speranza di vita e anzianità. Nel corso dei secoli questi due concetti, che ora diamo per scontati, si sono evoluti in maniera importante e significativa. Oggi in Italia la speranza di vita, che indica il numero di anni che statisticamente un individuo può aspettarsi di rimanere in vita, è di 85 anni per le donne e 81 per gli uomini, un dato cresciuto nel corso del tempo e che quindi ha fatto spostare in avanti la nostra percezione di vecchiaia. Secondo la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, infatti, ora si diventa anziani a 75 anni. Questo perché scientificamente l'anziano è colui che ha un'aspettativa media di 10 anni al giorno d'oggi, 5 invece nei secoli passati. Definizione questa che può tornare utile per vedere come sono cambiati i concetti di vita e anzianità nel corso dei secoli. Nell'antica Roma, ad esempio, la durata media della vita era di 22 anni, nell'Inghilterra medievale di 33. Su questi dati però incide in maniera significativa l'alto tasso di mortalità infantile, dovuto a peggiori condizioni di vita. Chi sopravviveva, insomma, poteva avere ugualmente una vita in media più lunga. Nel 500 la vita media raggiunse i 35 anni, che diventarono 45 poi nel 600, con gli ultimi 5 anni considerati appunto come il periodo della vecchiaia. La speranza di vita comunque differiva e non poco da stato a stato. Basti pensare che nel nostro paese a metà 800 era di circa 30 anni, sempre a causa dell'alto tasso di mortalità infantile. Escludendo però dal conto tutti coloro che morivano entro i primi 5 anni di vita, la media era di 50 anni. Dopo la seconda guerra mondiale la speranza di vita crebbe di decennio in decennio fino ad arrivare a quota 65 anni
negli anni 60. Merito, ricorda il professor Giampiero Dalla Zoanna del Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Padova, della diffusione anche nel nostro paese degli antibiotici, la vera chiave di volta soprattutto per la mortalità infantile, che diminuì drasticamente. Dopo la seconda metà del XX secolo, allora il nostro paese è diventato il più longevo in Europa e detiene anche il record del numero di ultracentenari. Al 1 gennaio 2019 i centenari residenti in Italia erano 14.456 e 21 persone, tutte donne, avevano addirittura 110 anni o più. Questo vuol dire che la sanità nel migliorarsi ci farà vivere o farà vivere le prossime generazioni 10 anni di più o meno, no? Quindi vuol dire che arriveremo a una mortalità sui 95 per le donne, 90 per gli uomini, più o meno, insomma. Bisogna vedere se riusciamo a interferire con le cause di mortalità precoce, per cui più si riesce a interferire con quelle che sono le cause, al momento le forme tumorali, le malattie cerebro-cardiovascolari, le demenze, chiaramente interferendo su queste cose si riesce ad aumentare la vita media. Diciamo che se non ricordo male il massimo che è stato registrato ufficialmente deve essere 130 anni, mi pare, di qualche cosa. Ultima telefonata, poi vado in pubblicità e saluto Lanzeri. Sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? Buonasera, con chi parliamo, da dove? Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo, da dove? Parla con Garofoli Angela del Cervazzano. Prego, signora Angela. Volevo chiedere all'assessore, per cortesia, una cosa. Volevo chiedere, io da 2 mesi che sono chiusa in casa, quando aprono, che si può uscire, che aprono i negozi e così via, volevo chiedere all'assessore, con guanti e mascherina, e questo non si sa, voglio dire, siccome dicono che si deve vivere con questo virus fino a quando non viene fuori il vaccino, posso io uscire prendendo l'auto e arrivare in piazza a Padova? Bene, è una domanda, ha capito assessore? La signora preoccupata vuole andare in macchina a Padova. No, ma chiaramente saranno i comitati scientifici nazionali, anche i nostri, insomma, che ci diranno un po' come regolare, soprattutto per le fasce più deboli, per le fasce più a rischio, che sono gli anziani. È chiaro che stiamo chiedendo un sacrificio enorme. Per 84. È chiaro che stiamo chiedendo un sacrificio enorme, perché non possiamo pensare, cioè la socialità e la relazione sono importanti proprio nell'aspettativa di vita, nel mantenere comunque tutte le attività e le funzioni, quindi dovremo cercare di trovare sicuramente un compromesso in sicurezza, però con delle garanzie, ma su questo insomma si esprimeranno sicuramente. Sarà credo, assessore, una battaglia lunga anche questa. Sarà lunga, non sarà semplice, sicuramente dei sacrifici bisognerà farli, oppure dovremo inventarci degli altri modi per far sì che questa vita sociale e relazionale non venga fortemente penalizzata. Non vorrei, ma la saluto perché è giusto così. Io la ringrazio e ringrazio tutti i telespettatori. No, ringrazio io lei che è stata qui in trasmissione con noi, anche soprattutto per rispondere ai nostri telespettatori, anche se mi diceva Dennis, Elisabetta, ci sono moltissime domande che la riguardano ovviamente, però cercheremo di barcamenarsi, si usa questo termine. Grazie assessore, buon lavoro, noi andiamo in pubblicità, voi rimanete con noi, a tra poco.